risultato è fantastico finché... Per fortuna c'è Rebellato Medical Group. Sono stati bravi a imbrogliarci un po' la partita con i calci, a rallentare tutto, però al secondo tempo bella energia, bello entusiasmo, e quando abbiamo rotto un po' la partita dalla parte nostra i ragazzi li ho visti più rilassati, abbiamo fatto la nostra partita. Sì, anche perché la Mischia nel secondo tempo soprattutto è entrato con un altro... Sì, il primo tempo abbiamo fatto 0 introduzioni, quindi non abbiamo preso calci di punizione a favore, ma il secondo tempo hanno fatto qualche errore loro che ce l'aspettavamo e abbiamo preso calci di punizione, abbiamo giocato nel loro territorio, credo che non siano mai entrati nel nostro metacampo il secondo tempo, quindi è stato tutto più facile. Il Levante è di tutti i gusti, perché anche all'arco, pick and go... Sì, l'abbiamo dimostrato anche nelle altre partite, abbiamo diverse armi da sfruttare, è chiaro che la mischia, i drive sono la nostra forza, ma poi abbiamo anche gente dietro con gambe e possiamo far bene. Avete trovato consapevolezza dopo la vittoria ovviamente con la Francia che vi ha dato ulteriore sprint, insomma? Sì, però sono sempre partite internazionali, ci manca un po' di esperienza, un po' di gioco, però servono anche queste, primo tempo così sotto, un po' cupi, poi... Qualche problema con la touche, no? Sì, ma un po' tutto anche nella gestione, però... delle volte loro... Sì, ma ti ripeto, sono stati bravi loro a imbrogliare un po' la partita, a rallentarla, non facevano mai errori, quindi non avevamo mai possibilità di fare una mischia introduzione nostra. Siamo venuti 4 volte, è vero, sono stati anche bravi a difendere, ma non abbiamo segnato e quando la partita poi resta lì, puoi regalare una meta sul calcio ribattuto, li abbiamo tenuti un po' in partita, ecco. Dai, ti faccio una pensare a Galles, sì. Oggi avete dato una bella gioia dopo l'amaro in bocca con l'esordio con l'Inghilterra, era giusto, no? Pubblico fantastico, l'abbiamo trascinato, ci ha contagiato il suo entusiasmo, quindi perfetto. E appunto adesso questa partita col Galles, c'è la speranza di chiudere in bellezza, la possibilità secondo te? Sì, le possibilità ce l'abbiamo sicuramente, poi in Galles è sempre un po' complicato, però andiamo là con tanta determinazione, vogliamo vincerla, sarebbe proprio il massimo finire con 3 vittorie anche quest'anno. Ti dedichiamo col solito? Sì, a famiglia, grazie. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.